Il Veneto è la terza regione in Italia, alle spalle di Lombardia ed Emilia-Romagna, per la stipulazione di contratti integrativi, aziendali o territoriali di secondo livello. Un contratto su 7, infatti, è sottoscritto da aziende e lavoratori veneti. Il contratto di secondo livello, detto anche contrattazione decentrata, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con voci aggiuntive in materia di retribuzioni, come la produttività, orario, condizioni di lavoro, ambiente, sicurezza e formazione. La normativa nazionale e i vantaggi fiscali hanno sicuramente incentivato il ricorso alla contrattazione di secondo livello, dichiara l'assessore al lavoro Elena Donazzan, ma in Veneto questa forma di economia sociale ha radici ben più forti. La crisi, inoltre, ha sicuramente contribuito a modificare anche tra i più giovani le relazioni industriali. La Regione Veneto continua a sostenere questo modello partecipativo di solidarietà non assistenzialistica fondata sull'attiva partecipazione dei dipendenti, anche attraverso il nuovo bando dell'FSE 2014-2020, dedicato alle azioni di responsabilità sociale. Il programma operativo regionale stanzierà 15 milioni di euro destinati ad incentivare le aziende che sperimentino buone prassi di partecipazione, welfare e congestione. L'obiettivo è di riuscire a coinvolgere entro il 2020 almeno 65 milioni di lavoratori.